Ciao! In questa campagna elettorale ci sono 7 candidati sindaci e 18 liste, per oltre 400 candidati consiglieri come me. Allora, in tutto questo marasma, qualcuno potrebbe pensare che un sindaco sostenuto da 5 liste sia meglio di un sindaco che magari è sostenuto solo da 2 liste. Ecco, come in tante cose della vita, in realtà la quantità non è per forza sinonimo di qualità. E perché dico questo? Perché se per magari radunare sotto di sé 5 liste vai a cercare anche magari quei compagni con i quali le esperienze passate hanno già dato prova di una difficoltà di relazione, quello che potresti ottenere potrebbe essere una coalizione di questo genere. Cane e gatto. Alla stessa maniera, chi magari, sempre per avere 5 liste, pensasse di andare a prendere invece persone un po' distanti anche magari per idee e che magari non hanno lavorato già strettamente fianco a fianco, eh, potrebbe dare luogo a una coalizione di questo genere. Una scarpa e un soccolo. E per chi magari dicesse, beh, ma noi siamo solo in 3, quindi 3 liste, tutto sommato un governo potremmo anche farlo in maniera abbastanza tranquilla. Ecco, attenzione perché non sempre il numero sul foglietto elettorale corrisponde poi alla realtà. Quando magari al tavolo delle decisioni alcuni gruppi hanno una certa difficoltà ad andare d'accordo con se stessi. Ecco, questo è per dirvi che è importante che per un governo di una città di 5 anni ci siano delle persone che in realtà vanno d'amore d'accordo, sono già una squadra. Ecco, questa persona qui, che nel 2009 ha fondato Bassano Congiunta e si è candidato sindaco, è salito poi al governo assieme all'amministrazione Cimatti, esprimendo 5 consiglieri e 3 assessori. Da questa esperienza di lavoro di 5 anni è nato Andrea Zonta, attuale assessore e quest'anno nostro candidato sindaco. A fianco a lui Lorenza Breda, altro valido assessore che ha fondato la lista Breda per Bassano. Questo è per dire che queste 2 liste qua hanno in realtà lo stesso DNA ed è molto importante perché se io mi trovassi a lavorare con loro per 5 anni sarei sicura che con loro vado avanti come un treno, perché abbiamo già lavorato assieme e abbiamo già un'esperienza condivisa che ci ha messo alla prova. Ecco, tutto questo era per dire che ciù, Ismail che tanto.